La Bosca San Bernardo Cuneo chiude il proprio girone d'andata con una vittoria interna sulla Bartoncini Fortinfissi Perugia. Al Palau Bibanca finisce 3-1 per le padrone di casa, che dunque inanellano la seconda vittoria consecutiva e soprattutto guadagnano 3 punti preziosissimi ai fini della classifica. La partenza delle biancorosse è subito sprint con le ragazze di coach Pistola che, trascinate da Sonia Candi, MVP del match con 17 punti e ben 7 muri vincenti, dettano legge dall'inizio alla fine del parziale. Perugia non sembra essere scesa sul Taraflex e le umbre, inefficaci in attacco, si trovano addirittura costrette a cedere il parziale 25-13. Cuneo sembra ingiocabile, ma bello del volley è l'imprevedibilità. E nel secondo set i ruoli si invertono. Bovare cambia mezzo sestetto e la partita cambia completamente. Montibeller sale in cattedra e gli ingressi di Lazic e Casillo danno maggior consistenza all'attacco. Dall'altra parte Cuneo sembra la brutta copia della squadra ammirata nel primo set. Perugia domina il secondo parziale chiudendolo 25-14, ristabilendo così la parità. Alti e bassi che si palesano anche nel terzo set, quando la Bosca, grazie anche ad un'ottima Nizetic, top scorer con 21 punti, e ad una Vanecke più incisiva, torna a recitare il ruolo del leone, vincendo il parziale 25-16. Tanti alti bassi e poco equilibrio dunque, copione che si ripete anche nel quarto set, quando la Bosca continua a tenere il piede pigiato sull'acceleratore fino al definitivo 25-13, permettendo così a Pistola e alle sue ragazze di trovare un successo nell'ultimo incontro di questo 2019, chiudendo il girone d'andata a quota 15 punti. Vacanze più amare per la Bartoncini Fortinfissi Perugia, che invece resta inchiodata all'ultimo posto con soli 7 punti in classifica. Le umbre apriranno il girone di ritorno con la sfida al Fenera Chieri, mentre Cuneo sarà impegnata nell'insidiosa trasferta di Novara.